questa è la vita che sogniamo da bambino. Ciao Stefano e un saluto a tutti gli amici di Padova Sport. Cresce l'entusiasmo per il Padova e cresce anche il numero dei club biancoscudati. Infatti questa sera non potevamo assolutamente perderci l'inaugurazione del club Girasole, il primo club a nascere proprio in centro storico a Padova. La sede del club è la caffetteria Girasole, dove i vari soci si incontreranno e condivideranno le gioie e i dolori della loro squadra del cuore. E adesso però basta con le chiacchiere e andiamo a vedere e a scoprire quali sorprese ci riserverà il nuovo fan club Girasole. Datemi le stelle, io mi stendo sulla schiena. Dammi un foglio bianco e ne faccio un pezzo nuovo. Datemi un maestro e diventerò un allievo. Datemi un martello, apparirà di certo un chiodo. Datemi un motivo e io troverò un modo. Datemi un pennello e prima o poi nascerà un quadro. Datemi una serratura, apparirà un ladro. Toglimi equilibrio e cercherò di equilibrarmi. Cambiami lo spazio e troverò come adattarmi. Datemi la sete, andrò a cercare una sorgente. Datemi una curva e partirò per la tangente. Dammi gli elementi e ci ricavo una sequenza. Trasformiamo in un bel posto questa stanza. Trasformiamo in un bel posto questa stanza. Trasformiamo in un bel posto questa stanza. Costole in mezzo alle costole. E questa sera all'inaugurazione del fan club Girasole abbiamo incontrato anche Gianni Potti. Buonasera. Buonasera. Allora, un nuovo club in centro storico a Padova, cosa ne pensa di questa nuova nascita? È un periodo che i club stanno veramente sorgendo come i funghi. Uno in centro mancava, quindi ne sentivamo il bisogno, questo è il primo, speriamo che ne seguano altri. Noi siamo sempre debitori verso i 10.000 che ormai vengono ogni partita, non dimentichiamo i 24.000 di Padova Novara ai playoff, quindi vuol dire che il bacino d'utenza c'è, il Padova sta andando bene, toccando ferro, quindi c'è l'entusiasmo giusto, sentire la città vicina fa piacere ai ragazzi. Alzati Pinocchio, ti ha rubato tutto quanto. Ora sì che l'avventura inizia ad essere grande. Alzati Moteri, metti fende ai tuoi piedi. Scendi giù ed anticipa, poi fatti le domande. Venga capitano, c'è qualcosa all'orizzonte. Potrebbe essere terra ma non c'è qui sulle carte. Forse ci sarà un bar o gente che sa stare dentro. Adesso c'è qui un super tifoso del Padova, un tifoso storico. Da quant'è che segue il Padova? 50 anni. 50 anni? Da Piani, fare il servizio, le maschere, le porte. Nel 58-59 e sono ancora qui. Quindi sono 50 anni che segui il Padova lavorando? Lavorando, sempre facendo qualcosa perché è giusto far lavorare, rendere qualcosa di importante. È giusto contribuire a questo Padova? In una maniera o l'altra è meglio contribuire sempre, perché è giusto che sia così. In 50 anni di lavoro e di amore per il Padova, qual è stato il momento in cui ti sei sentito più felice? Diciamo che felice il momento quando hanno Serie A una volta era favolosa, poi che diciamo è sempre stato abbastanza bene, se guardiamo il più cattivo è stato quello della Serie C, poi come Padova è stato sempre una squadra abbastanza a livelli buoni, una volta con i vecchi, tempi miei, era già qualcosa di più grintosi, però adesso vedo che stanno appunto facendo qualcosa di buono anche adesso, sì, c'è passione, c'è tutto, specialmente quest'anno. E quindi ai tempi della Piani com'era il clima rispetto ad adesso? Favoloso fa. Questi giorni comincia a essere un po' la vecchia maniera, però una volta era un clima sempre bello, sempre bello. Sempre in festa nonostante eventuali sconfitte? No, sempre in festa, sempre senza problemi noti. Anche con i pareggi, questo e quello, era sempre una festa continua, questo sì. Cosa vorresti dire al Padova, ai giocatori che ci stanno guardando e dal canto? Quest'anno va molto bene, sono contento, l'allenatore mi sembra una persona seria, speriamo che venga la Serie A, che dovrebbe arrivare quest'anno, lei c'è niente a fare. Quindi insieme cosa vogliamo dire a tutti gli amici di Padova Sport? Forza Padova! Beh, quello sì. Portaci là! Siamo ora in compagnia del presidente del club Girasole, Antonello Rondinelli. Ciao Antonello. Ciao, buonasera, buonasera. Allora, come ci si sente essere presidente di un club così appena nato? Beh, direi che è bellissimo, una bellissima emozione. Cioè, avere dei giocatori qui così, io direi che sono forse 20 giorni che non dormo, 20 giorni, perché comunque sto pensando di organizzare il miglior possibile questa bellissima serata ed avere questi giocatori qui, che comunque è la prima volta che mi succede una roba del genere.
Perché noi sappiamo che tu sei della Basilicata di Matera, da quant'è che sei qua a Padova? Sono quasi 10 anni che sono a Padova e sono da 4 anni, 4 anni. E vado allo stadio, lo seguo, vado in trasferta quando posso. Purtroppo con il mio lavoro non posso fare tanto, però quando appena posso vado via. Il nome Girasole viene solo dal nome del bar? Sì, viene solo dal nome del bar. E il prossimo anno bianco-rosso è il colore, ve lo dico. Rifacciamo tutto, ristrutturiamo e bianco-rosso. Questa è una promessa, l'avete sentito tutti, quindi bianco e rosso. Rosso, sì, ve lo giuro. Promesso. Lo seguiremo sempre, Hai due parole del Presidente.